Venerdì Santo, una Via Crucis inedita, comincerà tra poco da Piazza San Pietro e non dal Colosseo, è la prima volta in 56 anni, linea in diretta Marco Clementi. Settimana Santa a porte chiuse, dicevi bene Emma, decisamente inedita la Via Crucis questa sera, che dopo 56 anni appunto non sarà al Colosseo ma qui in piazza, e rivivremo nella spiritualità certo ma anche nella suggestione quella preghiera straordinaria di Papa Francesco di 2 venerdì fa. Il Papa sarà di nuovo là sul sagrato, davanti alla piazza deserta ma in qualche modo aperta alle sofferenze del mondo, e a portare la croce ci saranno i detenuti, ex detenuti, ma anche il cappellano del carcere di Padova. Sono stati loro a scrivere le meditazioni, ma anche medici e infermieri della direzione sanità e igiene del Vaticano. Ovviamente verranno rispettate le distanze sociali in questo momento di coronavirus, e la croce passerà intorno all'obelisco, vedete, per le prime 8 stazioni e poi salirà per le successive 6 fino alla 14ª, fino a raggiungere appunto il sagrato dove ci sarà il Papa, che di fronte avrà di nuovo il crocifisso di San Marcello, che anche oggi, l'abbiamo visto spesso, oggi era all'interno della Basilica per la celebrazione della Passione del Signore che si è svolta alle 18. Ma di questo, ma anche di questa Via Crucis così particolare, ci parla adesso nel servizio Ignazio Ingrao.